Si è chiuso con numeri importanti e un forte ritorno di immagine internazionale il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino pista di Prampero a Tarvisio. Dopo le 4.000 presenze registrate nella giornata di sabato, domenica sono state circa 5.000 le persone presenti, confermando l'attrattività dell'evento e la capacità del territorio di accogliere manifestazioni di altissimo livello. A 15 anni dall'ultima volta, il ritorno della Coppa del Mondo in Friuli Venezia Giulia è stato accolto con grande soddisfazione dalle istituzioni regionali. L'obiettivo dichiarato dalla Regione è quello di rendere più frequente la presenza della Coppa in Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle turnazioni internazionali, evitando di dover attendere altri 15 anni. Un impegno che si inserisce in una strategia più ampia, mirata ad attrarre grandi eventi in montagna, capaci di generare ricadute economiche e opportunità strutturali per il territorio. Un weekend entusiasmante da un punto di vista sportivo in primis, ma entusiasmante anche da un punto di vista turistico, di promozione di immagine della nostra regione. Abbiamo dimostrato, e il plauso lo voglio fare a Promoturismo, al direttore generale, a tutta la sua squadra, alle centinaia di persone che volontariamente hanno prestato il proprio servizio per l'organizzazione dell'evento, impeccabile. Lo dico a ragion veduta, ho ricevuto in queste 2 giornate decine e decine di telefonate, centinaia di messaggi che mi rappresentavano un po' la soddisfazione per la riuscita dell'evento. Si consideri che abbiamo avuto 5.000 persone presenti al giorno, ma abbiamo avuto anche un numero di pernottamenti che hanno superato qualsiasi nostra più rosea aspettativa. Ciò a dimostrare che noi, oltre ad ospitare, siamo in grado anche di organizzare i grandi eventi.